Ringrazio il Presidente, spero che Pietro Luciano da stasera a Vinne, che ci fa un mondo in corso di noi, dunque che lo arrivi a tessi. Il Castello di Appunta lavori d'urgenza e progetto patrimoniale. Oggi Presidente, troppo spesso uomo è convinto che a parte detta materiale di un patrimonio lasciato da storia e miseria in Corsica. Eppure, se si tratta qui di un paragonare con altri luoghi, città d'Europa, di un Mediterraneo o in un mondo, è ricca comunque la Corsica a livello patrimoniale con parecchi bastimenti e monumenti che danno senso ai nostri luoghi, che danno senso al nostro campo collettivo, comune e che danno senso al nostro popolo. Ce n'è uno in particolare che forse la Iacini e quelli di Comune d'Alatta conoscono appena meglio che l'altro è il Castello di Appunta. Su Castello del XIX secolo, impressionante elemento di un patrimonio aiacino e al di là di Corsica Sana, una lascita tremenda di storia di Corsica, proprietà iniziale di Pozzo di Borgo, monumento conosciuto di Nopes è stato costruito con le pietre del Palazzo Parigino dei Tuileries. Su Castello senza paro in Corsica potrebbe essere l'oggetto di una politica diversa, patrimoniale, culturale, ambiziosa assai, e al di là di un bastimento stesso, di un suo aspetto architetturale, un suo valore storico, economico, e di non appaggiato così una qualità ambientale tremenda, posto che gli sono 40 ettari di terreni che sono a fianco al Castello. Deve per tutti gli aspetti positivi che invece la situazione materiale e detta sanitaria di Castello è cattiva assai, il bastimento è frusto, si guasta sempre appena di più ogni giorno e alle volte in modo irreversibile. Parecchie problematiche si aggiustano a qui, la principale forse sarà quella di un finanziamento importante, si tratta di noi dell'accesso di un castello che è difficile e di lavori che noi qualificheremo qui d'urgenza e di sicurezza. Si tratta di un progetto da bene di sfruttamento di un castello, di sotterranei accanto e si sa che lo sfruttamento di un castello è legato in modo stretto alla problematica dell'accesso al castello. La proprietà e la gestione del bastimento erano in Nadawa del Consiglio Dipartimentale di Corsica Sottana, oramai è proprietà nostra di collettività di Corsica. Tanto a un mondo porterà a tempo non dei lavori d'urgenza e non un progetto generale, c'è stato il voto di un progetto primitivo ha messo in risalto di un fatto che erano previsti lavori d'urgenza dal 2018 al 2020, lavori di ristorazione d'urgenza e di messa in sicurezza, dunque a questione di disappear che ne siamo a livello di si lavori posto che li sono urgenti e poi dopo senza aspettare di sicuro una risposta con un progetto simile definitivo per il primo anno di mandatura, domandabi quantunque il vostro avviso, il vostro intimo non un metodo e politica patrimoniale generale all'interno del Castello per mandature da ban ringraziabili. A risposta di è da parola. A ringraziare Presidente caro consigliere, il Castello di Appunta che sovrana di Rudione è un fanale, l'avete detto, per tutto il circondario Iacine e per ogni Iacine. È considerato tanto come una ricchezza patrimoniale di noi per a Corsica Sana. Questo casale costruito da famiglia Pozzo di Borgo, l'avete ramentato, è stato classificato monumento storico nel 1977. Proprietà di un anziano dipartimento di Corsica Sottana, da poi un 92, ha fatto l'oggetto di parecchi programmi di lavoro che non sono mai stati seguitati, ciò che fa che si è impedito di sicuro lo stato di un castello. Per via di riporti successivi c'è oggi l'obbligazione di lavori d'urgenza di peta lo stato sanitario pessimo di un casale, messo in pericolo di stabilità dell'edificio, doppiato da una messa in sicurezza indispensabile di strutture principali esterne. Di peta questa situazione d'urgenza imperativa per la salvezza di suo patrimonio segnalato, l'anziano Consiglio Dipartimentale di Corsica Sottana ha trigato assai a lanciare un'operazione di ristoro
e c'è voluto ospitare 2017 da che lui ha votato un credito di 1.500.000 euro per i lavori d'urgenza e di sicurizzazione di Castello e di suoi contorni, che la sua ricezione è prevista per il 2019. La stima di un costo globale per un ristoro generale da permettere una riapertura al pubblico giunge a circa 15 milioni di euro. Al di là di arrisarci da dire dividio, c'è di nuovo la problematica dell'accesso, l'avete rammentato, che per ora è a senso unico, in quanto un mezzo d'accesso assai di più attrattivo e rapido, tutte le soluzioni sono studiate. Questo cartolare ha fatto di noi l'oggetto di una domanda di sovvenzione sino al 63% al titolo di UPI. Si lavora bene in seguito al diagnostico approfondito di un monumento che ha ricevuto la consente di un comitato scientifico d'ottobre 2017. A sottotitoli, ecco l'avanzamento di un cartolare oggi. I studi ne sono a finalizzazione di avasa progetto. La messinanda di consultazione per i lavori comincerà di settembre 2018. A sottotitolo sono stati scritti 200.000 euro al BP 2018, adottata dalla nostra Assemblea, e sarà fatta un'altra analisi di bisogni, posto che noi sappiamo che li saranno di più importanti in un quadro di labbrontiero di un budget supplementario 2018. Voglio aggiustare che il Consiglio esecutivo tiene ingaggiamenti in questo cartolare per realizzare i lavori d'urgenza quest'anno e che la doit continuare a impegnarsi. Pur sul lavoro non basterà da regolare la situazione di un castello di Abunta, se non vogliamo portare una visione ambiziosa. Ci vuole dunque mobilizzare presto il COPIL e il Consiglio scientifico, ma mobilizzerà di noi, al di là in suo senso, la soci di amiche di Appunti, di sicuro, che sono membri del Consiglio scientifico, gli attori pubblici e privati che giudicheranno necessari di impegnarsi per la salvezza di un castello. Domanda una vigilanza globale di un progetto in un sito eccezionale. Chiama dunque un impegno collettivo di insieme di partenari, ma sappiamo di noi che l'UGV la pensa subito, ciò che non è mai stato fatto, a finalità di valorizzazione, per sapere che strategia finanziaria ci volerà a mettere in ballo. Ci vuole essere realisti e ci vuole di noi a sapere in dove andiamo. Faremo di maniera a sviluppare un progetto che possa viaggiare a lungo andare, in quanto al funzionamento come a valorizzazione. Avete capito, caro consigliere, a sapere, per l'insieme della nostra politica patrimoniale ci volerà varie scelte di ristoro, di valorizzazione, di finanziamento, per un riacquisto economico, posto che è anche una risorsa il nostro patrimonio, ma di noi un riacquisto sociale. Vale a dire, torna da un senso al nostro patrimonio, ricco, diverso e che costituisce di noi ciò che sarà la nostra lascita alle generazioni a bene. Vi ringrazio.